Buongiorno, bentornati con l'appuntamento di Avellina con contributi e dirette dal nostro territorio. Come si entrerà nelle case di riposo per far visita ai propri cari ospiti delle strutture? L'abbiamo chiesto a Giovanni Di Prima, coordinatore dei direttori generali delle ASP e delle case di riposo comunali di Federsanità del Friuli Venezia Giulia. Quali sono sostanzialmente le novità dell'ordinanza? Innanzitutto sottolinea l'importanza della vaccinazione, ovvero la ripartenza di queste strutture, come delle strutture ospedaliere, della RSA in generale, avviene grazie alla vaccinazione. L'altra questione importante che l'ordinanza tratta è quella della valorizzazione non soltanto degli aspetti sanitari, ma anche degli aspetti relazionali e affettivi finalmente. Cioè noi abbiamo ospiti in grave sofferenza, non soltanto sanitaria, lo sono stati durante il Covid, ma anche dal punto di vista degli aspetti della solitudine, della relazione, dei mancati contatti con l'esterno e con i loro cari. Infine c'è il tema della flessibilità, ovvero le case di riposo possono fare aperture differenziate a seconda di tutta una serie di situazioni. Ci sono le case di riposo in zona rossa, le case di riposo in zona gialla, quindi hanno situazioni differenti. Vi sono case di riposo che hanno la possibilità, grazie a un'organizzazione particolare, di fare gli ingressi, e case di riposo che hanno aspetti logistici che possono premiare e valorizzare le visite dei parenti e dall'esterno. E infine tratta il tema della corresponsabilità, ovvero usciamo tutti insieme da questa situazione se tutti i soggetti, compresi i familiari, vengono responsabilizzati rispetto al tema del Covid. Allora, quali sono le ricadute concrete di questi 4 principi? La prima ricaduta è quella che finalmente possono rientrare i familiari all'interno delle case di riposo in presenza. Rimarranno le videoconferenze, le videochiamate, rimarranno le stanze protette, ma soprattutto potranno rientrare quei familiari vaccinati, quel famoso Green Pass, e anche se non c'è il Green Pass basterà esibire il certificato dell'avvenuta vaccinazione. Altra cosa importante è la questione che finalmente gli ospiti, in particolar modo quelli autosufficienti o parzialmente autosufficienti, possono uscire dalle strutture, perché ricordiamo che più di un anno che questi ospiti non escono, non varcano i cancelli delle case di riposo. Infine anche il tema del volontariato. Considerate che il volontario non è soltanto quello che sposta le carrozzine e che fa un po' di animazione. Il volontariato per le nostre case di riposo è aria fresca che entra nelle case di riposo, e l'ordinanza permette il reingresso dei volontari nelle case di riposo. Infine, come ricaduta concreta, dobbiamo ricordare che questa ordinanza fa una cosa molto importante, cioè dice che la vaccinazione è estremamente importante, per cui per quegli ospiti nuovi che entrano in casa di riposo non serve la quarantena di 10 giorni, che è una cosa piuttosto impegnativa, perché già tu hai il trauma di entrare in una casa di riposo, lasci la tua casa, entri in casa di riposo, non sei costretto a farti 10 giorni di quarantena. Meno posti letto occupati, più aumentano le rette? Per cercare di colmare anche la questione del bilancio? Assolutamente sì, in questo momento i bilanci delle case di riposo sono in assoluta difficoltà. Noi abbiamo bisogno di iniezioni di liquidità. Allora l'amministrazione regionale in questo senso sta facendo, ha avviato delle iniziative importanti, come quello di ristorare i maggiori costi Covid e anche, dove è possibile, anche le minori entrate. Però sicuramente alcune case di riposo sono state costrette ad aumentare la retta. Devo dire che generalmente le case di riposo hanno cercato di aumentare poco. Però non sempre questo è fattibile, perché poi i bilanci vanno approvati e vanno approvati in pareggio. Omaggio a Michelangelo Grigoretti, questo è il titolo della mostra dedicata dal Comune di Pordenone a una delle figure artistiche più celebri della città. L'esposizione è allestita fino ad agosto a Palazzo Ricchieri. Vediamo. Pordenone dedica una mostra speciale a Michelangelo Grigoletti, uno dei suoi artisti più celebri, una mostra al Museo Civico d'Arte Palazzo Ricchieri che avrebbe dovuto svolgersi lo scorso anno per i 150 anni dalla morte dell'artista e che purtroppo la pandemia ha rinviato, però anche quest'anno ricorre un anniversario, i 220 anni dalla nascita, perché Grigoletti è nato a Pordenone il 29 agosto del 1801, una mostra omaggio voluta fortemente dall'amministrazione comunale. Sindaco. Dopo più di un anno di pandemia che ha annichilito e mortificato ogni afflato culturale, ogni iniziativa, ogni settore legato alla cultura, annunciare insieme ad altre iniziative la possibilità di tornare al museo a vedere le opere di un artista che è nato a Pordenone, anche se poi la sua esperienza è stata soprattutto veneziana, è un grande segnale di speranza e di fiducia. Auguriamoci che l'andamento della pandemia continui così, cioè continui a calare, perché
i germi, quelli positivi dell'effervescenza, della vitalità culturale di Pordenone possano riesprimersi in tutte le loro potenzialità. E dunque un'altra grande mostra che celebra una delle figure più importanti della città di Pordenone, Assessore Tropeano, è così? Quando io mi sono insediato circa 4-5 anni fa, avevo due cose in mente principali: un progetto che portava alla grande mostra del Pordenone, obiettivo raggiunto, e un altro progetto che tendeva a valorizzare un artista della nostra terra, Michelangelo Grigoletti. Oltretutto, essendo a 500 metri la sua casa da casa mia, ci passavo sempre. E questo mi sembra che oggi stiamo raggiungendo questo obiettivo, un bellissimo obiettivo che ci porta non solo a valorizzare la figura di Michelangelo Grigoletti, che ha avuto una formazione veneziana ed è stato un grande artista, probabilmente non valutato come si deve, noi lo faremo in questa mostra, ma soprattutto a valorizzare anche i nostri spazi culturali. La mostra, visitabile negli orari di apertura al pubblico con le modalità per le norme di sicurezza, è curata da Vania Granzini e si articola in 3 sezioni. La prima, dedicata alla pittura storico-romantica, quella forse per cui Grigoletti fu più conosciuto all'epoca sua e che invece poi è stata trascurata dalla critica nel corso del Novecento. Si passa poi alla seconda sala e anche alla seconda sezione, dedicata interamente alla pittura religiosa, soggetto religioso, quella di cui lui andò più fiero sicuramente, e si chiude con una splendida carrellata nella terza sala di ritratti di gruppo, di famiglia o di singoli, che ci raccontano la storia di famiglie pordenonesi o veneziane. E avrà l'onore di rappresentare il nostro paese al Los Angeles Italia Film Festival, il cortometraggio Il confine è un bosco, una produzione girata tra Friuli, Venezia Giulia, Slovenia e Croazia. Ci racconta di più il regista Giorgio Milocco. Siamo con Giorgio Milocco, un regista friulano che avrà l'onore di rappresentare la nostra regione e l'Italia a Los Angeles con il suo ultimo corto, Il confine è un bosco. Allora, innanzitutto, come è nata questa idea e qual è un po' anche l'emozione di volare oltreoceano con questa produzione, ricordiamo, con la società produttrice Quasar? L'idea è nata qualche anno fa con l'intenzione di raccontare quelli che sono un po' i confini sia fisici che ci separano una regione come la nostra, appunto, ad esempio dalla Slovenia, e raccontare anche quelli che sono i confini invece interiori in qualche modo che ogni persona ha dentro di sé, che magari le difficoltà della vita o i fatti della vita la portano a dover in qualche modo, ecco, riuscire a superarli questi confini. Ecco, quindi c'è questo parallelismo tra i confini fisici di 2, anzi di 3 stati, perché arriverà fino nell'Istria croata, il protagonista, e i confini interiori tra la tristezza e la gioia, anche tra la giovinezza, chiamiamola, e la vecchiaia, perché il protagonista è un uomo che è alle soglie della terza età, se non già nella terza età, quasi, ecco. Branko Zavrsan, che è un attore molto famoso soprattutto in Slovenia, che è bravissimo, secondo me è bravissimo, infatti è entrato nella parte in un modo incredibile, perché c'erano momenti in cui mentre giravamo alcuni elementi della troupe che piangevano per la sua interpretazione così vera, non recitata ma vera. No. Vado da solo. Aspetate cesto dell'Asia o del posto. Da, camion gia. Hvala, prijetno. Come sono state scelte le location per girare questo film? Sono state scelte, le location volevano essere una sorta di specchio di quello che era la situazione interiore del protagonista, e quindi è stata scelta Tor Viscosa per questa sua, appunto, questi palazzi di architettura razionalista rappresentavano in qualche modo alla perfezione quella che poteva essere il suo animo, così in qualche modo tormentato, no? Cioè il suo animo tormentato contrastava con questa architettura invece molto, chiamiamola, più pulita, minimale. Mentre in più, appunto, volendo girare all'interno delle industrie Caffaro, perché il protagonista nella finzione è un operaio,
ci piaceva l'idea di girare dentro in questo bellissimo spazio di architettura industriale. Quindi è stata scelta solo Viscosa per questo, e poi tutta una serie di location dalla Slovenia all'Istria croata che avessero un sapore di passato e quindi che riuscissero a rispecchiare in qualche modo il suo dramma interiore, ecco. E le location, a mio parere, e soprattutto la bellissima fotografia di Deborah Vrizzi, altro fiore all'occhiello dei tecnici e artisti friulani famosi in Italia, e la sua fotografia ha reso queste location alla perfezione, ecco. Abbiamo avuto anche la fortuna di trovare dei giorni nebbiosi con questa nebbiolina nelle colline istriane che sono state veramente magnifiche. Infatti la fotografia è molto molto bella, e il massimo della mia aspettativa sarebbe vincere un premio all'interno di quel festival, ad esempio, però già la selezione è una vittoria. E comincia il ciclo di trasmissioni che Telefriuli dedica alle tappe friulane del Giro d'Italia. A partire da oggi appuntamento dal lunedì al venerdì alle 13 con In Giro, per scoprire il territorio attraverso la Corsa Rosa e attraversata dalla Corsa Rosa e i suoi personaggi illustri. Questa sera poi a partire dalle 17:45 serata speciale in diretta dal Teatro Verdi di Gorizia. Sarà presentata la tappa del Giro Grado Gorizia. Sul palco saliranno i primi cittadini delle località protagoniste del Giro, e con loro anche alcuni campioni del nostro calcio, Puglia, Reia, Cappello e Pizzul. In collegamento ci sarà anche Dino Zoff. E a voi la linea allora termina qui, subito dopo la pubblicità. Appuntamento quindi con questo primo appuntamento di In Giro. Grazie per l'ascolto, un buon pomeriggio.